Per il guazzetto di mare abbiamo scelto dei molluschi, in questo caso abbiamo utilizzato le seppioline giovani e i totanetti, abbiamo aggiunto poi un crostaceo, in questo caso lo scampo, e poi in cima abbiamo messo il coquillage, cioè le vongole e le cozze. Come verdura abbiamo aggiunto dei pomodorini tagliati in 4 e delle patate novelle sbianchite. Queste andranno poi ad assorbire bene tutto il sughetto. Abbiamo messo un filo d'olio, un pochino di sale liquido e un giro di bisque. L'abbiamo poi messo sottovuoto e l'abbiamo messo a cuocere in microonde 750 watt per 2-3 minuti, o comunque almeno finché non si apriranno le conchiglie. Questo si può servire poi appena aperto davanti al commensale assieme a un paio di crostoni di pane croccante.